Gaetano Prisco, tecnico della Vigo Limenese, al termine della finale regionale di prima categoria, vinta ai calci di rigore. Mister, è stata una bellissima partita, siete stati davanti, poi vi hanno riacciuffati, li avete ripresi voi, insomma i rigori avete avuto la meglio. Al di là di questo, insomma, le chiedo un po' il racconto di questa partita e di questa stagione trionfale, insomma, per la Vigo Limenese. Allora, credo che vincere i calci di rigore sia stato il giusto epilogo di una partita dove loro magari hanno fatto un primo tempo migliore del nostro, grande ritmo, buon possesso palla, noi la fase di non possesso la facevamo così. Il secondo tempo onestamente siamo cresciuti noi dal punto di vista fisico, loro sono un po' calati e probabilmente questo è stato un po' la chiave della partita. Poi vai ai rigori, chiaramente è una lotteria e là chiaramente vince chi magari è un po' più freddo, chi non sbaglia come loro che hanno sbagliato 2 rigori anche così tirandola fuori anziché tirare in porta. Quindi direi giusto epilogo, 2 grandi squadre. Salcedo è un'ottima squadra con elementi di categoria, gioca a calcio e sicuramente noi non siamo da meno, e quindi vincere il titolo è una grandissima soddisfazione perché, ripeto, essere primi nel Veneto è secondo me motivo di soddisfazione per me ma anche per tutti i ragazzi, insomma, ecco. Alberto Bergo, capitano della Vigo Limenese, al termine della finale regionale di prima categoria, vinta ai calci di rigore. Alberto, è stata una gran bella partita, insomma, combattuta, siete stati davanti, poi avete dovuto inseguire la vittoria ai rigori. Che ti chiedo un po', insomma, le emozioni di questa partita, insomma, in generale di questa stagione che vi ha visti grandi protagonisti. Sì, è stata una grandissima stagione coronata con questa vittoria, e per me quest'anno è stato un anno indimenticabile anche perché tra tutto ho vinto anche la Coppa e in più sono diventato papà da domenica e quindi non c'era modo migliore di festeggiare. Indimenticabile, sì. Massimo! È un'emozione veramente, ma devo ringraziare tutta la società, tutto il mister, i compagni di squadra, una stagione veramente indimenticabile. Mauro Fontana, tecnico del calcio Sarcedo, al termine della finale regionale di prima categoria, persa ai calci di rigore. Mister, è stata una partita molto bella, emozionante, insomma poteva finire in un modo o nell'altro, l'avevate acciuffata, rimessa in piedi, poi vi siete fatti agguantare con questo calcio di rigore. Comunque direi, al di là di tutto, un'ottima prestazione vostra e una stagione fantastica per il Sarcedo. Sono dato soddisfatto della stagione per quello che è stato espresso in termini di gioco, in termini di correttezza, di lealtà e di agonismo anche dal punto di vista proprio generale. La partita di stasera era già dall'inizio non solo dei rigori o terno all'8 a fine stagione, penso che sia loro che noi l'abbiamo onorata con una buona intensità di gioco e anche con ottima qualità di gioco. Purtroppo i rigori ci hanno penalizzato, ma penso che questo non debba assolutamente compromettere quella che è stata la prestazione la performance della squadra durante tutto l'arco del campionato. Michele De Pretto, capitano del calcio Sarcedo, al termine della finale regionale di prima categoria, persa ai calci di rigore. Michele, è stata una bellissima partita da una parte e dall'altra, siete andati naturalmente vicini al titolo. Insomma, arriva questa sconfitta ai rigori che però non cancella, direi, una stagione straordinaria per voi. No, la stagione è stata sicuramente indimenticabile. Venivamo da 11 vittorie consecutive, mancava proprio la ciliegina sulla torta e ci è mancato veramente poco. Poi i rigori purtroppo sono sempre una lotteria effettivamente, quindi stavolta ci è andata male, insomma.